Prepariamo oggi un cheeseburger alla sarda. Partiamo da un panino, sceglietelo della dimensione un po' più piccola rispetto all'hamburger in modo che la carne vada a uscire da tutti i lati e sia quindi più succulento. Mi raccomando, importante. Quindi dell'iceberg ne basta una fetta, un pomodoro bello maturo, questo mi raccomando, e chiaramente del formaggio sardo. Io in questo caso ho utilizzato un dolce sardo che ci sta veramente bene e delle mie parti. E come hamburger scegliete un buon prodotto, in questo caso è aromatizzato con del formaggio, della rucola e delle spezie, quindi è veramente un hamburger di buona qualità. Quindi andiamo subito in macchina perché lo facciamo con la friggitrice ad aria. Allora, in questo caso sto utilizzando una friggitrice ad aria con doppio vano, ma voi potete utilizzare anche la vostra, non c'è problema, fate in due volte. Il formaggio non troppo spesso, nella parte bassa, mettiamo così da una parte, mentre dall'altra parte mettiamo l'hamburger. In questo caso ne ho messo due perché uno mi è stato richiesto dai miei per assaggiarlo, perché è un hamburger un po' particolare. Quindi andiamo in cottura. Allora, impostiamo nel vano del pane 3 minuti a 180 gradi, mentre per il vano della carne 200 gradi e 12 minuti. Quindi procediamo con la cottura e vediamo un po' come si presenterà alla fine. Secondo me questo tempo è più che sufficiente. Allora, il pane si è tostato, il formaggio si è fuso, adesso andiamo a controllare gli hamburger e la cottura secondo me c'è, ci siamo proprio, quindi andiamo ad assemblare il panino. Allora, andiamo ad aggiungere il pomodoro, così, la lattuga, così, da parte di su. Ed ecco il nostro cheeseburger alla sarda, guardate come fonde il formaggio. No, vabbè raga, è fantastico. Adesso lo tagliamo. Bene, andiamo al taglio. Caldo. Guardate qui. Com'è? È stracotto? È asciutto? Io direi di no. Questo è un buonissimo cheeseburger, guardate come fila. Buono. Bene, direi che è il momento di assaggiare. Ok? Eccoci qua. Raga, è pazzesco. Solo buono. Provatelo e fatemi sapere cosa ne pensate.